Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video per farvi vedere un attacco, una difesa veramente che è un bordello assoluto, perché sono stati fatti in Lega Leggenda. Questi attacchi non li ho fatti io, cioè non li ho neanche registrati io, infatti me ne ha passati un mio amico, perciò lascerò in descrizione il canale di questo mio amico che mi ha passato questi replay. Allora ragazzi, il primo attacco, anzi questa è una difesa, la prima difesa che vi farò vedere è quello di FS del clan Italian Champs. Come potete vedere, l'attaccante Zoro ha messo uno spaccamuro per stanare le truppe del castello, praticamente per tirarle fuori, e dopo attaccherà dall'altro lato, lato opposto. Io sinceramente nel castello attualmente preferisco utilizzare un drago e una mongolfiera, perché il drago sputando due volte in faccia alla regina la stecca subito, invece il mastino non ha niente di attacco, serve solamente per dar fastidio. Se il giocatore nemico ha qualche maghetto, pulisce questi piccoli figli di mastino, piccoli figli di mastino, una nuova bestemmia questa. Allora, una volta distrutti i piccoli figli di mastino, la regina ovviamente entra scialla scialla e prende il town hall. Il giocatore nemico mette anche l'assalto sul muro dove c'è il town hall, veramente molto furbo, in modo tale per indirizzare gli eroi e i golem al centro del villaggio. Oh mio dio, il re è saltato, è entrato dentro il villaggio, si congela, sono usciti gli scheletrini di merda, l'avversario ha abilitato anche l'abilità del re. Ok ragazzi, il devasto del re si sta limitando un po' perché erano usciti gli scheletrini e il re è anche morto. Oh, mi dispiace un fiato. Ok, la regina dietro che sta facendo un bordello di cose, sta praticamente facendo percentuale. Suppongo che il town hall non lo prende. Ah, comunque ragazzi, questi attacchi li sto vedendo anch'io per la prima volta in live insieme a voi, in modo tale da avere una reazione più realistica. Oh cazzo, ho fatto resa. Vabbè, sfiga, si è inculato una coppa. Insomma, in Lega Campione è veramente molto difficile fare coppe. Ragazzi, il secondo attacco che vi farò vedere è stato sempre fatto da un giocatore del clan Italian Champs. Oh, poche risorse, mi dicono solamente 600.000 di oro. Allora, vediamo cosa fa Gaber. Mette 4 pozioni terremoto su un muro e li fa distruggere. Dopo mette un assalto, 3 golem, 4 golem. Vediamo se ne ha anche un quinto nel castello. Ok, i golem sono penetrati. Aspettiamo cosa faranno i maghetti. Oh mio dio, sono usciti degli arcieri. Oh mio dio, non ci credo. Anzi, è anche intelligente mettere gli arcieri. Purtroppo con questo aggiornamento quello passato, che hanno introdotto la pozione veleno, praticamente io caccio la veleno, gli arcerini muoiono subito. Ok, gli arcerini non sono ancora morti, non so neanche perché il giocatore l'attaccante non abbia messo le cose, la veleno. Comunque, ecco, ora l'ha messa. Comunque stavo dicendo, se mettete gli arcieri nel castello, solamente un sassolino nel piede, perché il vostro re barbaro per steccare questi arcerini deve fare 1000 volte così, perciò ci sono dei pro e dei contro. Come possiamo vedere, l'attacco sta procedendo non niente male, sinceramente ha già preso il town hall e dopo c'è la stronza a livello 40 che sta facendo la percentuale. Ok, ora stecca anche la torretta dello stregone, siamo arrivati a 45%, il giocatore Gaber ha anche 4 sgherri di paraculo. Ok, siamo a 46, 47 ragazzi, abbiamo ancora l'abilità della regina. 49 e cazzo vaffanculo, la seconda stella se è già sua praticamente. Oh mio dio, la regina sta entrando, prende il arco X e sono 50%. Ok, 51, ora vediamo se 53. Ecco, ora mette anche sgherri di paraculo per assicurarsi sempre il 50%. Vediamo quanto riusciamo a arrivare. Ok, distruggi. Oh mio dio, la regina è stata presa dall'inferno. Ok, vaffanculo, è morta. Wow, 33 coppe, non sono per niente poche, soprattutto, mamma mia, quanto avrà rosicato quello in Lega Leggenda. Vabbè, ragazzi, questo era il video di oggi, come al solito spero vi sia piaciuto, ricordatevi di lasciarmi tanti like, tanti like, e come al solito se non siete iscritti iscrivetevi, lasciate un like, un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Allora ragazzi, la prima difesa che vi farò vedere è quello di Efesto del clan Italian Champs. Allora vediamo che il villaggio è totalmente maxato, mette una truppa per stanare il castello e vede che esce un mastino e una mongolfiera. Allora ragazzi, Madonna, porca giada, sei una vacca. Cazzo entri mentre registro, porca puttana.